Assessore Zilli, oggi un altro momento del confronto per la realizzazione e la presentazione del piano di utilizzo del demanio per le società diportistiche, un altro passo in avanti importante. Sì, è un altro passo in avanti che intendiamo percorrere su una strada che è quella del confronto e dell'ascolto con i soggetti coinvolti che stanno mantenendo vive le nostre coste, le curano e anche permettono alle nostre coste di avere delle prospettive di sviluppo. Quindi noi crediamo che l'adozione di questo piano in modo condiviso, costruito assieme agli operatori, sia un presupposto indefettibile per fare un buon lavoro. Questo, ricordiamo, è il primo piano che fa la Regione di questo tipo. Uno degli obiettivi è proprio quello di togliere un po' di burocrazia, di rendere più snelle le procedure. Sì, è un obiettivo che ci siamo prefissati un po' su tutta l'azione amministrativa regionale e anche in questo settore crediamo molto nell'importanza di poter rendere responsabili i soggetti che sono titolari di queste concessioni rispetto ad un controllo preventivo che molto spesso è assolutamente asfissiante e disincentiva le attività. Quindi sburocratizzare, snellire i percorsi amministrativi per noi è un obiettivo fondamentale che intendiamo perseguire anch'esso nell'ottica della redazione di questo piano. Oggi dai portatori di interesse è venuto un plauso per l'approccio pragmatico dell'amministrazione su questo aspetto e lei ha annunciato già per il prossimo anno un probabile incontro pubblico e soprattutto un'armonizzazione fra i vari assessorati competenti, in particolare attività produttive e turismo e quello delle infrastrutture. Sì, anche questa è una scelta di questa giunta del Presidente Fedriga di poter dimostrare come le singole direzioni e i singoli assessorati siano chiamati a lavorare in squadra e in questo senso noi vogliamo che non ci siano dei segmenti distinti tra coloro i quali rilasciano le concessioni, chi si occupa del turismo, chi si occupa delle infrastrutture, ma vogliamo fare un ragionamento d'insieme perché crediamo e siamo profondamente convinti di questo che lavorare insieme in questo senso comporti la realizzazione di un unico obiettivo che è il fine ultimo di questa amministrazione regionale, ovvero sia garantire lo sviluppo per queste aree. Lo sviluppo passa attraverso una corretta concessione delle licenze, una corretta gestione del territorio e un piano particolareggiato ma che sia condiviso per quelle che sono le attività di carattere economico, quelle che sono invece di carattere associativo e tutto in chiave turistico e commerciale di queste aree. Abbiamo un patrimonio grandissimo che oggi ha delle potenzialità immense che meritano di essere sviluppate.